Doppio appuntamento di penalty sul canale 19 di TVM Palermo. Il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Doveva essere la sfida più attesa della 27esima giornata del girone I di Serie D, il confronto diretto tra i Virtus e Reggina, due squadre pienamente coinvolte nella corsa alla promozione. Da una parte i giallorossi di Barcellona ancora con il dente avvelenato per la penalizzazione di 5 punti legati al caso De Falco e oggi fermi a quota 45 al quinto posto a 6 lunghezze dalla vetta. Dall'altra la Reggina, terza in classifica con 47 punti e determinata a restare agganciata al treno delle prime. Il pubblico delle grandi occasioni aveva riempito il Dalcontres Barone per una sfida che prometteva spettacolo ed emozioni, ma questa volta il protagonista è stato il maltempo. La pioggia battente caduta nelle ore precedenti al calcio d'inizio ha reso il terreno di gioco impraticabile. Dopo 2 sopralluoghi del direttore di gara insieme ai 2 capitani e i dirigenti delle società è arrivata la decisione inevitabile: partita rinviata. Il campo pesantemente compromesso dall'acqua non offriva le condizioni minime per disputare l'incontro. I Virtus Reggina dunque non si gioca, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero di uno dei match più attesi del campionato. Devo fare ancora una volta i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita contro una squadra che sa il fatto suo. Sapevamo di incontrare una squadra forte che si è sistemata e siamo passati inaspettatamente in svantaggio. Probabilmente non ricordo tiri in porta, tiri parate del mio portiere, e noi abbiamo avuto diverse occasioni, l'abbiamo pareggiata, diverse occasioni per vincerla. Questa squadra non molla mai e continueremo a non mollare mai fino alla fine. Non faccio fatica a fare i complimenti alla squadra avversaria, però poi i numeri dicono che noi abbiamo avuto diverse occasioni per vincere questa partita. Dispiace non esserci riusciti e accetto comunque come al solito il verdetto con grande serenità. Andiamo avanti per la nostra strada, siamo consapevoli del grande campionato, del grande percorso che stiamo facendo, siamo consapevoli che non sarà facile continuare, ma questa squadra ha dimostrato tante volte di non mollare mai, di reagire sempre. Anche oggi l'abbiamo fatto, penso che anche oggi avremmo meritato la vittoria.
In un campionato livellato come questo, dove ogni partita si può vincere, si può perdere contro chiunque, ribadisco, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Probabilmente all'inizio nessuno ci dava in questa posizione dopo tutte queste partite. Siamo lì, vogliamo continuare a sognare, stiamo sognando e vogliamo continuare a sognare, come al solito, considerando che una partita alla volta, quello che è il nostro background, quella che è la nostra testa, la portiamo sempre dentro il campo, non molliamo mai, non perdiamo mai le nostre distanze. Io penso che oggi è stata una partita dura, ma abbiamo fatto veramente una grande partita. Penso che oggi tutta la gente di Torre Annunziata deve essere orgogliosa di questi ragazzi per quello che stanno facendo. Una squadra che va sotto in un momento comunque positivo, in cui stavamo uscendo bene, in cui stavamo riuscendo ad avere diciamo, eravamo padroni del campo, prendi gol contro una squadra forte. Oggi l'ha dimostrato, una squadra che non ha mollato un centimetro, è andata su tutti i contrasti in maniera forte, dura, si è giocata una partita in maniera importante, in maniera vigorosa. Comunque riuscire a pareggiarla e non perderla è un segnale importante. Io di oggi voglio prendere questo come, diciamo, come risultato, come aspetto. Noi non dobbiamo adesso, non è il momento di fermarci a ricerca di colpevoli, a ricerca di alibi e di giustificazioni. Noi dobbiamo lavorare, testa bassa, e ripartire da quello che comunque questa squadra sta mostrando come caratteristica principale del proprio DNA, che non moglia un centimetro e non moglia mai, nonostante comunque una botta come quella di oggi poteva essere difficile per tutti. Vai sotto, la riprendi, è importante questo segnale. Sono, diciamo, non sono preoccupato, anzi ero preoccupato, cioè sarei stato preoccupato se avessimo perso, però ripeto, oggi la squadra ha giocato bene, ha reagito al gol subito, all'ennesima volta che andiamo sempre sotto. Ci capita purtroppo ultimamente spesso in casa, però con la grinta e la determinazione riusciamo sempre ad alzare la testa, e purtroppo ci è mancato l'ultima asticella. Pio Schiavi sta andando in porta, il loro numero 8 ha ritenuto fermarlo, e quindi potremmo parlare di un'altra storia, un'altra impresa. Quindi ripeto, io non sono contento, diciamo, del punto, perché abbiamo preso contro una squadra, diciamo, forte, e per me ci sono 21 punti, quindi queste 7 giornate ci diranno se effettivamente il lavoro fatto fino ad oggi siamo meritevoli di portare a casa, insomma, il lavoro fatto fino ad oggi. L'ultimo secondo dell'ultima partita in casa con il San Cataldese ci dirà se il Savoia è meritevole della Lega Pro. Io penso di sì, per quello che stiamo facendo, e come dicevi tu, 10 partite utili consecutive sono un bel rollino di marcia. Io ripeto, non penso che ci sia una squadra avvantaggiata, è molto livellato questo campionato, e ripeto, se noi continuiamo su questa strada io sono fiducioso, perché ripeto, i ragazzi nel quotidiano insieme allo staff tecnico ci mettono impegno, e soprattutto non demordono mai, non si abbattono mai. Il cosiddetto morso della tarantola, come vedi, quando subiscono poi subito reagiscono, e forse se avessimo subito il gol il primo tempo forse saremmo parlando di un'altra partita, però va bene così, insomma. Il punteggio, io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché vedo sono 7 partite, 7 finali, quindi 21 punti a disposizione, e poi ripeto, non è che è solo il Savoia che deve vincerle, ci sono anche altre squadre, e ripeto, se oggi abbiamo visto che una squadra come la Gelbison è venuta qui giustamente si è venuta a giocare la partita, e quindi io penso che alla fine tutte quante affronteranno le partite, gli scontri con la determinazione giusta. L'importante è non perdere la testa, continuare su questa strada, continuare col lavoro quotidiano, e noi come società ci stiamo mettendo tutto l'impegno, come tu ben sai, nonostante, insomma, abbiamo avuto qualche problemino, insomma, che cercano sempre di crearci qualche cosa, però noi andiamo per la nostra strada. Abbiamo un solo obiettivo, e l'obiettivo è comune società, staff tecnico, giocatori, e soprattutto penso alla città di Torre Annunziata. Partita difficilissima, lo sapevamo già, sembrano le partite fatte o comunque le partite scontate, ma non è così. Il campo ha detto che ha dimostrato, insomma, che anche oggi devo fare un applauso grandissimo ai miei ragazzi, ma
anzi ai nostri ragazzi, perché questa è la squadra, l'Athletic, perché la famiglia Athletic, perché ancora oggi abbiamo dimostrato l'attaccamento, la voglia, la fame, un qualcosa che è difficile da spiegare per chi comunque fa questo mestiere, che lo sa. Ogni ragazzo ti dà veramente qualcosa in più, ti dà l'anima, spinge a 1000. E abbiamo cambiato qualcosina nella seconda parte, cambiando un po' più volte modulo, e devo dire che quelli che sono subentrati ancora oggi ci hanno dato una grandissima mano e quindi una grande vittoria di squadra. Non ho capito quante palle gol abbiamo creato, penso tantissime, potevamo essere un pochino più brillanti la prima parte, purtroppo ci sono anche gli avversari. Dispiace che ogni piccola disattenzione, insomma, certe volte paghiamo a caro prezzo che prendiamo dei gol, però i ragazzi, ribadisco, sotto questo aspetto hanno fatto e stanno facendo qualcosa di meraviglioso, è giusto dargli il giusto merito. La cosa che dispiace un po' di più, che mi dispiace tra virgolette diciamo in questo momento, che ancora questa squadra è sottovalutata e comunque è presa come un qualcosa di normale, invece qui di normale non c'è nulla. Qua c'è un gruppo di persone che sta facendo un lavoro straordinario, soprattutto la squadra ma tutta la società. Siamo lassù, ci godiamo questo momento perché ce lo siamo meritati sul campo e venderemo cara la pelle da qua alla fine. Tutte le squadre si giocano la propria partita, ognuno giustamente ha i propri obiettivi. Il Paternò veniva da un momento comunque dove aveva fatto dei risultati positivi, ci credono cercando di raggiungere almeno la zona play-out per giocarsi la salvezza, quindi non è venuto qui, non ci ha regalato nulla. Prima parte eravamo un pochino slegati e col centrocampisti faceva un po' fatica a trovare, diciamo, le distanze giuste. Loro facevano un 3-5-2 un po' anomalo, però devo dire che la seconda parte, come ho detto prima, grande merito ai ragazzi che sono subentrati, perché comunque abbiamo cambiato marcia. Oltretutto io questi ragazzi li vedo subito, ci guardiamo in faccia, soprattutto negli spogliatoi, capiamo benissimo che possiamo fare e dovevamo fare qualcosa in più. Oggi ogni partita ha un peso specifico importante se vuoi lottare per fare qualcosa di importante. Noi siamo lì, daremo l'anima veramente per cercare di tenerci questo primato che ce lo siamo guadagnati sul campo, già da Caltanissetta, su un campo difficilissimo dove tutti sappiamo che tipo di squadra è stata fatta per questo tipo di campionato. Andremo a giocarci comunque la nostra partita a viso aperto. Il clima è dall'inizio che si respira questo clima, perché fondamentalmente noi giochiamo sempre per vincere, non c'è l'obiettivo vincere il campionato, arrivare secondi, terzi o primi, noi giochiamo per vincere ogni domenica, non ci poniamo un obiettivo, quindi lo spogliatoio è qualcosa di sacro e lo dimostra, diciamo, il tutto, perché un po' tutti abbiamo segnato, ogni gol è una festa, ogni abbraccio racconta questo spogliatoio. Ora ci sono 7 finali, pensiamo di domenica per domenica e vediamo quello poi dove si arriva. Ora inizia un bel filotto di partite che sicuramente sono importanti. Ora c'è la Nissa, pensiamo alla Nissa, poi vediamo il resto. No, questo gol sicuramente lo dedico alla mia compagna e a mia figlia. Però una menzione speciale la faccio sicuramente a Bongiovanni, che è un ragazzo che si è fatto male a Enna e non sappiamo quando rientra, speriamo il prima possibile, ma non è un infortunio, diciamo, molto bello, quindi il gol è anche per lui. Uno a uno e un punto per parte tra Gela e Milazzo, con due squadre che virtualmente hanno già raggiunto la salvezza con qualche turno di anticipo. Si gioca sotto un temporale, ma il Prato del Presti regge per poter disputare la partita. Si comincia con il Gela in avanti, dopo 3 minuti Tuccio prova una sua rasoiata, la palla viene deviata dal portiere del Milazzo. Al 21esimo ancora un tiro dalla distanza, questa volta ci prova Berti e il pallone viene deviato ancora una volta in corner. Al 35esimo si fa male a Peri, al suo posto entra Cangemi che diventerà fondamentale. Al 40esimo ancora un tiro dalla distanza, questa volta a provarci il terzino camolese. Al 41esimo arriva il gol del Gela, e che gol da parte di Cangemi su un cross. Pipitone respinge corto e la semirovesciata di Cangemi è veramente una goduria per gli occhi. Gela in vantaggio e pubblico in estasi. Nella ripresa il tecnico catalano opera subito un triplice cambio dopo appena 12 minuti, ma lo scenario in campo non cambia assolutamente.
al 17esimo Moschella ci prova dalla distanza, il suo tiro difficilissimo viene deviato da una gamba di un difensore bianco-azzurro. Al 28esimo entra anche Maltese per il Gela al posto dell'esterno Tuccio. Al 34esimo avvisaglie di pareggio per il Milazzo, c'è una punizione di Curiale che finisce alta e dopo appena un minuto sull'ennesimo cross non sembrava pericolosissimo, Petta non riesce a intervenire. Lo stesso Giuliano non riesce a deviare e Curiale, dopo un doppio tentativo, riesce a trovare il gol dell'1-1. Il Gela non ha più la forza di reagire e poi la partita finisce quindi in parità. Dopo il fischio finale, il portiere del Milazzo, Mileto, scambia qualche palo di troppo con i tifosi della curva Boscaglia. Sino lo spinge, entrambi vengono espulsi. Bufera e temporali ad Acireale, è stato rinviato il match tra Acireale ed Enna, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie D Girone I, rinviata a data da destinarsi. Come state notando dalle nostre immagini, il sopralluogo degli arbitri proprio per vedere se il pallone rimbalza o no, ma è chiaro ed evidente che è praticamente impossibile giocare oggi. Lo stadio Franco Scoglio di Messina fa da cornice a una sfida che mette in palio punti pesanti per obiettivi opposti. Il Messina di Feola alla disperata ricerca di linfa salvezza dopo il beffardo pareggio subito allo scadere al Bruccoleri di Favara. Arriva allo stadio San Filippo la Nissa, galvanizzata invece dall'1-1 ottenuto al Marco Tomaselli contro l'ex capolista Nuova Egea Virtus, una formazione, quella nissena, che vuole continuare la corsa sognando in grande. Vediamo come si affrontano le formazioni dal primo minuto, partendo da quelli che sono i padroni di casa, il Messina di Feola, Giardino, De Caro, Werner, Trasciani, Aprile, Clemente, Garufi, Matese, Oliviero, Zerbo e Touré. Risponde la Nissa, Castelnuovo, Bruno, Cusumano, Lanza, Rabisarda, Tamaio, Cittadino, Palermo, Rotulo, Alagni e Terranova. Di seguito la terna arbitrale con Costanzo Cafaro al fischietto, sezioni di Alba Brali, assistenti sono Filippo Scorteccia, Firenze, Simona Cavallani, Ravenna. Inizia forte il Messina, lancio in avanti spizzato da Zerbo, l'uscita di Castelnuovo, ancora per Zerbo che al 10° consegna così il pallone tra le braccia dell'estremo difensore della Nissa. 12° rispondono gli ospiti, Ravisarda chiede e ottiene il triangolo con Palermo, c'è un po' di spazio per Ravisarda che supera il diretto avversario, mette la sfera in mezzo, puntuale l'uscita di Giardino ad anticipare Alagna. Al 16° però il break a centrocampo di Palermo che gode di troppo spazio, sfera per Rotulo che mette in verticale da Terranova, scappa sul filo del fuorigioco e mette il pallone in diagonale per lo 0-1 della Nissa che sblocca il risultato poco dopo il quarto d'ora. Questa l'esultanza di Terranova, questo invece più importante il fermo immagine che prova a far luce sull'accaduto, complicato stabilire la posizione del 17, la Nissa è avanti a Messina, sembrano subire il colpo i padroni di casa, colpo di testa al 18° per Alagna che controlla bene il numero 9, punta all'area di rigore avversaria, c'è la provvidenziale chiusura da parte di Clemente. Al 27° proiezione offensiva della Messina, buono spunto a destra di Oliviero che supera il primo avversario, resiste al secondo, prova a scaricare in area di rigore ma c'è la chiusura da parte della difesa nissena. Mezz'ora di gioco, conduzione di uno scatenato, Alagna sarà uno dei migliori al termine della gara, qui resiste all'intervento in scivolata, supera il centrocampo e consegna il pallone a Terranova. È sempre una buona idea perché il 17 attende l'arrivo, la sovrapposizione di Ravisarda, deve fare gli straordinari De Caro ma ancora una volta è decisivo l'intervento difensivo in casa Messina. Minuto 41, calcio di punizione di Zerbo, si perde abbondantemente oltre la traversa. Al 45° palla a lungolinea ancora per Oliviero, 2 minuti di extra time al Franco Scoglio. Il 70 può essere un fattore per il Messina, prova a mettere il pallone in mezzo ma non riesce nessuno ad approfittarne. Cusumano la libera in calcio d'angolo, finisce così il primo tempo allo stadio Franco Scoglio. Il Messina è sotto, la Nissa vince fino a questo momento con il gol decisivo al 16° firmato Pietro Terranova. Partiamo col film della ripresa. Al 49° arriva il cross di Palermo dalla destra, una deviazione complica la vita di Giardino, costretto così a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dal corner che segue Cittadino che pesca quasi involontariamente Cusumano, pallone sul fondo. Minuto 55, ancora Cittadino protagonista, sale in cattedra con questa palla in area di rigore
per Cusumano che galleggia in orizzontale, cerca il mancino, gran risposta da parte di Giardino, ancora in calcio d'angolo. Il Messina all'ora di gioco si vede in zona offensiva, la sfera finisce a Touré che prova a puntare l'area di rigore, il destro è da dimenticare, finisce malamente sul fondo. Messina poco lucido in zona offensiva e con poche idee, ma con grinta e cuore al 62esimo ci riprova. Oliviero, sortita offensiva per il migliore in campo dei padroni di casa, il traversone a pescare Touré sul secondo palo, cerca qualcosa di complicato che termina fuori. 68esimo lungolinea di Palermo per Alagna, gode di spazio la manovra della Nissa, il traversone a vuoto la difesa della Messina, Sarao allo spazio per coordinarsi, allo spazio per sparare il mancino, ma Giardino dice no, sprega la Nissa, minuto 70, a solo di Alagna, ancora incontenibile a centrocampo, supera il diretto avversario, scarica il pallone a destra per Palermo che dà come sempre manforte, ancora all'indietro da Alagna, passa in mezzo a due avversari, c'è l'uscita di Giardino, Alagna prova a scaricare all'indietro, la difesa del Messina si salva, manca un quarto d'ora al Franco Scoglio ma le emozioni non sono assolutamente finite. Prima il lavoro di Alagna per Kragl, neo entrato ed ex di turno, conosce le zolle del Franco Scoglio e con queste qualità balistiche scaglia il mancino raso terra, pallone sul palo interno e poi fuori. Minuto 79 in panchina della Messina, nel frattempo è rientrato Matese che viene espulso anzitempo e finisce sotto la doccia all'85esimo, però la formazione padrone di casa ha la grande chance per il pareggio, palla messa a sinistra per Oliviero che trasmette questo cross sul secondo palo dove c'è Cristian Roseti, anche lui neo entrato, si stampa sul legno la speranza della Messina di acciuffare il risultato, perché termina così, termina con la vittoria della Nissa che complica maledettamente la corsa salvezza della Messina di Feola. Adesso terzultimo, di contro invece la Nissa approfitta della gara rinviata tra Nuova Gia Virtus e Regina e risale fino al terzo posto in classifica, a -4 al primo posto. Ma in settimana avevo detto che oggi avrebbero fatto la differenza le motivazioni, perché sapevamo di venire qui e trovare una squadra motivata e cercare di sfruttare il turno casalingo, perché ha bisogno di punti per cercare di salvarsi, quindi la differenza l'avrebbero fatto le motivazioni. E faccio i complimenti ai ragazzi perché sono entrati dal primo minuto in campo con una concentrazione e una cattiveria, agonisticamente, calcisticamente parlando, per ottenere il massimo da questa partita. Penso che la squadra ha concesso poco, ha avuto più di un'occasione, soprattutto il primo tempo, per andare in rete, poi per sfortuna e per un pizzico forse di cattiveria non siamo riusciti a fare gol il primo tempo, però sulla vittoria penso che non ci sia niente da dire. Faccio i complimenti di nuovo ai ragazzi. È vero, abbiamo giocato alla pari da par nostro, avevamo un'idea di gioco ed è importante. Non credo che nel secondo tempo ci siamo persi, è stato subito per il gol. Non è semplice reagire a un gol dell'avversario in alcuni momenti del campionato, ma non è tutto da buttare. Ha detto bene lei, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano ed è quello che conta. Per come abbiamo interpretato la partita e per le occasioni che avevamo creato, sì, meritavamo sicuramente qualche gol in più. C'è da dire che quest'anno purtroppo per noi, diciamo, è stata una maledizione quest'anno, perché abbiamo creato tanto e abbiamo fatti pochi gol, quindi anche oggi abbiamo visto, però l'importante era, come ho detto prima, le motivazioni, affrontare una squadra che aveva bisogno di punti e portare a casa il massimo, e penso che i ragazzi oggi sono stati veramente eccezionali. Quando si perde non si guarda la prestazione, non si guarda quello che si è dato, e quindi è giusto che criticano duramente me e la squadra. Sono qua perché quando si perde è giusto che l'allenatore deve spiegare perché si perde, ma difendo i miei ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. Poi è chiaro che a volte non può bastare, ma non posso processare i miei ragazzi, perché per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno di questi ragazzi. Li mettiamo al muro, li fuciliamo, noi non possiamo scendere in campo, e quindi l'ambiente deve unirsi. È giusto che ci critica, è giusto che quando c'è da criticare
lo faccia, ma bisogna rimboccarsi le maniche perché, come diceva un vecchio amico mio, le vittorie hanno 100 padri, la sconfitta è orfana, quindi prepariamo queste partite come nel nostro modo di fare, come nel nostro DNA. Questo è un ambiente che non molla mai. Io quando sono ritornato non pensavo di fare 10 vittorie e quindi non dico che siamo lì, però sapevo che c'era da lottare e quando c'è da lottare ci sono abituato. Queste ultime 7-8 partite che rimangono dobbiamo cercare di ottenere il massimo, poi a fine anno vediamo dove siamo arrivati. C'è rammarico per quello che poteva essere e non è stato, perché siamo stati sempre lì sopra nelle prime 5 posizioni e tranne qualche periodo di riflessione siamo scesi di posizione, però siamo contenti del percorso che sta facendo il San Biase dall'inizio, non ha mai messo a rischio la salvezza, che era quello che la società ci aveva chiesto, e penso che avremmo meritato sicuramente qualcosina in più rispetto a quello che abbiamo oggi. Io l'ho detto a fine partita ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti e gli ho detto pure che secondo me la San Cataldese non merita questa classifica, perché ho visto una squadra quadrata che ha lottato, però il calcio è strano, a volte meriti e non raccogli niente, oppure quando non meriti raccogli il massimo, ma per me la San Cataldese non merita in questo momento questa classifica. Ma se abbiamo giocato alla pari non è che manca nel primo tempo, non è che è mancata Cazzimma, questa è una squadra che togliendo qualcuno è molto giovane, quindi naturalmente ci vuole anche un po' di esperienza. Dimentichiamo che Romano, voglio dire, ha avuto un'occasione importante, si parlava di alto, quindi purtroppo gli episodi sono importanti nel calcio, quindi non ci sorridono, non ci abbatteremo, quindi andremo avanti per la nostra strada, sarà dura, ma sarà dura per tutte.
Io ho pensato solamente che era una partita difficile, una partita contro una squadra che l'ultimo periodo ha fatto tantissimi risultati, l'ultima in casa l'aveva vinta con la Regina e noi in questi 15 giorni ci siamo preparati per affrontare una squadra forte che gioca molto bene, hanno avuto anche loro le occasioni, sicuramente oggi siamo stati bravi, fortunati a sfruttare tutte le occasioni che ci siamo create, forse l'ultima quando siamo ripartiti 3 contro il portiere, poi alla fine era 3 contro 1, non siamo stati bravi, però non tutto, siamo contenti di come è finita. Per noi era essenziale fare il risultato, che in queste partite la fame, tra virgolette la disperazione di fare per forza il risultato, escono energie che tu manco pensi, con qualità, devo dire anche con qualità, perché i giocatori hanno fatto anche un bel gioco, siamo stati molto bravi nei movimenti di interscambio che fa il Lamezia Terme, la Virgola Lamezia, perché il mister è molto bravo. Abbiamo fatto 1 contro 1, abbiamo cercato di imitare la loro qualità, abbiamo fatto una marcatura individuale su Catalano, che sappiamo che è il faro, quello che fa la differenza in campo, e Ferrante credo che è stato uno dei migliori in campo. Credo che siamo contenti perché era una partita per noi vitale. Quando sei disperato esci le unghie, esci per aggrapparti, per uscire da una situazione che non accetti, e lì loro veramente, per me non è una sorpresa. Noi da quando sono tornato abbiamo fatto 7 partite, abbiamo sbagliato solo una a Ragusa e le altre con grandi squadre abbiamo fatto sempre grandissime prestazioni. Non è arrivato il risultato, oggi è arrivato un risultato non importante, importantissimo anche per il momento del campionato, perché magari ti davano per spacciato, magari già le 2 squadre erano già retrocesse, già facevano i conti chi doveva fare i play-out, invece oggi abbiamo dato una grande risposta che ci siamo anche noi e ce la giocheremo fino all'ultimo istante dell'ultima partita. Con questo atteggiamento, questa mentalità di giocarla anche a terra, di soffrire nei momenti di difficoltà, sicuramente, ma noi lo sappiamo, siamo pronti a farlo. L'anno scorso ci siamo salvati ai play-out contro una grandissima squadra che era delicata, in una situazione dove eravamo ottavi, abbiamo vinto la partita all'Ocri, la domenica sera eravamo ottavi, il mercoledì ci siamo ritrovati sest'ultimi. Cioè noi abbiamo il DNA del combattente, sappiamo, io ho fatto questi campionati, sappiamo che non puoi mollare d'1 centimetro, ma non la domenica, dal martedì, se hai un obiettivo ben preciso e devi andare oltre le tue potenzialità, questi non ci sono dubbi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Finalmente la gente è venuta allo stadio, gli abbiamo regalato una risposta degna della loro presenza allo stadio e sì, abbiamo fatto molte prove in settimana e poi ho scelto di giocare con tutti i piccolini là davanti cercando di andare in velocità e fortunatamente ci è riuscito molto bene anche perché la prima palla Malik ha fatto tutto lui, ci ha fatto sbloccare la partita e se sblocchiamo poi noi siamo pericolosi. Abbiamo sbagliato, siamo stati poco incisivi noi e poi abbiamo pagato tutti gli errori fatti, perché tutti gli errori loro, tutti gli errori commessi hanno concretizzato quello che avevano prodotto, sono stati bravi a capitalizzare, ma nulla da dire, è una partita secondo me la peggiore da quando sono arrivato qua, obiettivamente fino ad ora non avevamo mai sbagliato la partita, oggi obiettivamente la partita non è stata fatta come si doveva, è partita in salita su un gol inaspettato perché potevamo fare gol noi 20 secondi prima e non facendo gol ne abbiamo preso uno su una ripartenza, su qualcosa che avevamo lavorato su queste palle in transizione, loro potevano sia da palla da fermo sia su palla persa nostra potevano ripartire, quindi potevano metterci in difficoltà e alla fine ci hanno messo in difficoltà su queste robe qui, cose su cui avevamo lavorato abbastanza, però continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, ovviamente cercando di migliorare questi aspetti che non sono andati oggi e ci rimetteremo a lavorare e sicuramente troveremo di nuovo la strada giusta. Sì, quello è un campo condizionato diciamo dalla pioggia, dal campo con tanta acqua, però una partita ben solida, maschia, combattuta e poi all'ultimo siamo riusciti con voglia di ottenere una vittoria, considerando una squadra come Marsala, una squadra importante che non merita neanche di stare in questa classifica, penso che la nostra squadra dovrà affrontare le ultime 4 partite importanti per arrivare a un obiettivo. Poi la squadra lavora ogni settimana, i ragazzi con tanta voglia e tanta determinazione e questi diciamo sono i risultati della domenica che raggiungiamo. Infatti nel nostro campo c'è squadre importanti che hanno lasciato, come si dice, un po' i punti a nostro favore, perciò siamo contenti e soddisfatti dell'ottima prova dei ragazzi. Questo è importante, abbiamo avuto anche questa fortuna perché poi siamo abituati anche in questo campo, infatti molte squadre soffrono al nostro campo, non so se è un bene o un male, per noi è un bene, perciò tutto sommato ottima domenica, ottimo risultato. Ma l'obiettivo del San Giorgio è adesso arrivare a raggiungere i playoff. Sarà un po' difficile, però sono convinto come io, come lo staff, siamo e anche i ragazzi convinti e speriamo di raggiungere l'obiettivo dei playoff. Poi parla la domenica il campo, i risultati. Faccio i complimenti anche al Marsala che, ripeto, merita anche di stare ai vertici e noi ci facciamo nel nostro piccolo. Credo che i ragazzi per quello che hanno potuto hanno dato quello che hanno dentro, non ho visto che è mancato questo mordente. Il campo non è un attenuante, ma sappiamo tutti, i risultati, la storia di questo campionato lo dice, che è un campo proibitivo sia per il manto che
non è ottimale, sia per il fatto che loro sono una squadra compatta, in un campo piccolo comunque creano molte difficoltà, poi giocano sull'episodio, hanno trovato il gol, è diventata veramente difficile, però non abbiamo nulla da rimproverare ai nostri ragazzi, hanno dato tutto e testa alla prossima. Partita dopo partita dobbiamo cercare di dare il massimo e ci sono 12 punti in paio, dobbiamo cercare di farne 12, poi vedremo il verdetto finale cosa dirà il nostro piazzamento e da lì trarremo le conclusioni. Nel campionato di eccellenza di calcio l'Unitas Sciacca pareggia 1-1 al Gurrera contro la Parmonval nella 26esima giornata del girone A, un risultato che lascia qualche rimpianto, soprattutto alla luce dei passi falsi delle dirette concorrenti per il terzo posto, Partinico Audace e Marsala. La squadra neroverde però ha mostrato intensità e carattere su un terreno appesantito dalla pioggia, costruendo numerose occasioni e mantenendo a lungo il controllo del gioco. Il vantaggio firmato da Pisciotta al 21esimo su assist di testa di Mangiaracina aveva indirizzato la gara, ma il rigore trasformato da Zerbo allo scadere del primo tempo ha riportato il match in equilibrio. Nella ripresa l'Unitas ha spinto con decisione, trovando però sulla propria strada un portiere in giornata super nel finale, il salvataggio decisivo di Torres sulla conclusione di Pisciotta. Per quanto prodotto i neroverdi avrebbero meritato qualcosa in più, domenica prossima scontro diretto sul campo della Partinico Audace. Siamo contenti finalmente di aver ottenuto questo risultato perché ce lo meritiamo dopo 5 anni di lavoro incessante di tutta la squadra, della proprietà, di Mattia Pitino che è stato resiliente nel resistere tutti questi anni e di Luca Gugliotta che quest'anno è con noi e finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che tanto speravamo perché ce lo meritiamo. Quest'anno è stato un anno perfetto, se lo merita la città, se lo meritano i tifosi, ce lo meritiamo noi, se lo merita la squadra. Abbiamo lavorato con serenità tutto l'anno, abbiamo costruito un gruppo fortissimo e oggi siamo qui a festeggiare e non vediamo l'ora di tornare a Modica per festeggiare insieme alla città e ai nostri tifosi. Questa vittoria io la dedico alla mia compagna Giurima che mi sta sempre accanto anche se non si vede mai perché se lo merita, perché anche lei fa i sacrifici. Quando manco da casa, quando sono fuori con la squadra per il Modica Calcio e poi la voglio dedicare alla mia famiglia perché anche loro se lo meritano e alla città di Modica.
dire che finalmente è arrivata, finalmente anche dovuta ai, se non sbaglio, 16 anni che mancava Modica, e finalmente perché l'abbiamo aspettata da un bel po', anche se era oggi il primo match point, però nell'aria già c'era in vista questa partita, questo traguardo, e possiamo dire che è andato tutto bene, abbiamo fatto un gran lavoro. Quando abbiamo abbracciato questo progetto avevamo un obiettivo in mente, l'obiettivo era la Serie D. Abbiamo iniziato, come ho detto qualche giorno fa, abbiamo iniziato non bene, però ci siamo compattati, abbiamo fatto un gruppo, da quei brutti risultati all'inizio abbiamo fatto forza e da lì è uscita quella striscia da record, sottolineiamo, perché abbiamo fatto il record dell'eccellenza siciliana e poi l'abbiamo gestiti, anche quando le persone pensavano magari che noi ci accontentassimo di vincere in casa o di cercare di vincere in casa. Si è dimostrata di nuovo la fame di questo gruppo, di chiudere subito il discorso, e abbiamo vinto meritatamente oggi contro una buona squadra che merita assolutamente il posto in classifica che occupa, e ci ha venduta cara la pelle, però questo ci va solo a dare ulteriore valore alla vittoria, alla prova che abbiamo dato oggi, al risultato conquistato sul campo oggi. Vincere con tante giornate in anticipo a volte sembra che sia tutto facile, invece di facile non è stato niente, infatti la bravura di questo gruppo è stato farlo diventare facile con abnegazione, con determinazione, con fame di vittoria, e oggi siamo qui a raccontare un grande traguardo. È 3 anni, 4 anni che investiamo tempo e risorse per raggiungere questa Serie D, e oggi chiudiamo un cerchio di un ciclo di 5 anni, in cui dalla promozione stiamo approdando in Serie D, quindi si chiude un primo ciclo e se ne aprirà un altro, in cui con Luca già abbiamo le idee chiare su quello che andremo a programmare, però intanto in questi mesi ci godiamo la festa. Nasce tutto da valutazioni frutto dell'esperienza di questi 3-4 anni del campionato di eccellenza, e quindi con Luca abbiamo deciso di andare forte su Filippo, di andare forte su un gruppo collaudato, e come ho detto poco fa nello spogliatoio ai ragazzi, volevo fare io i complimenti all'uomo più che all'atleta, perché da un punto di vista sportivo più di quello che hanno fatto è inutile commentare, da un punto di vista umano vanno rivolti i complimenti a loro, perché è facile dire nel calcio che il gruppo si crea con i risultati, vincendo le partite, invece secondo me è stato il contrario quest'anno. Dal gruppo, dagli uomini abbiamo ottenuto tutti i risultati che poi ci hanno portato oggi alla vittoria. È stato facile costruire sul lavoro che già è stato fatto in questi 4 anni, un lavoro importante, un lavoro strutturato, si è cercato di programmare, quest'anno c'erano tutte le condizioni, gli uomini giusti, e quindi diciamo che è stato un percorso facile, anche se i ragazzi in campo l'hanno sudata. I progetti ci sono, però nella vita è anche importante fermarsi e godersi i traguardi. Credo che Modica come città abbia proprio bisogno di vivere queste belle emozioni e di avere progetti positivi. E quindi dedico questa nostra vittoria al Modica e a Mattia Pitino che ci ha lavorato tanto in questi 5 anni. A Russo di Viagrande l'Atletico Catania di mister Galfano ha l'opportunità di rilanciarsi nella corsa alla zona playoff dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno sul campo del Melilli.
Avversaria di giornata la Nebros, reduce dal successo di misura ottenuto a Lenzo Vasi contro il Mazzarrone, e attualmente con 7 punti di vantaggio sulla zona play-out della classifica. Si gioca in un clima uggioso sotto il diluvio al Russo di Via Grande, con l'Atletico Catania in total red con inserti blu e gialli, total white invece per gli ospiti della Nebros, quando grazie alle immagini ci giungono Andrea Giuffrida passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre dopo 19 giri di lancette con la punizione messa dentro da Lorefice per Godino, che ci prova in scivolata trovando la respinta di Sendin. Ancora atletisti pericolosi 3 minuti più tardi, corner messo dentro allontanato alla difesa sui piedi di Fricano, che fa partire un gran destro mandato in corner da Sendin. Alla mezz'ora cross dalla destra che arriva indelicato, che calcia la sfera, si trasforma in un assist per Randis, che prova il pallonetto, si spegne però sul fondo il tentativo del numero 9 locale. 40esimo De Lima per Randis, che mette dentro un cross interessante per Gomez Ricciulli, che di testa manda sul fondo. Era comunque tutto fermo per segnalazione di offside. 44esimo corner battuto corto per Lorefice, che al secondo tentativo arma il destro e porta in vantaggio l'Atletico Catania Via Grande, forse anche con una deviazione. 1-0 per i ragazzi di mister Galfano, che chiudono così avanti la prima frazione di gioco meritatamente dopo i ripetuti tentativi. Passiamo allora con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacovello a quanto accaduto nella ripresa. 8 minuti a rientro in campo e le formazioni battono il primo colpo gli ospiti, palla per Travaglia che si porta la sfera sul destro, calcia senza impensierire però D'Agata. Al 56esimo rimessa laterale di Gomez Ricciulli per De Lima, che ci prova dalla distanza trovando l'angolino basso, ed il 2-0 dell'Atletico Catania Via Grande, che mette virtualmente la partita in cassaforte. Può avere inizio anche la girandola di cambi per mister Galfano, che getta nell'emischio Anastasio per Lorefice, autore dell'1-0. Segue l'ingresso in campo di Gioacchino Niosi per Randis. Al 78esimo punizione è messa dentro per Barez, che calcia di prima intenzione trovando un super D'Agata a dire di no, mette il mantello il numero 1 atletista e salva porta il risultato. Nel finale scampoli di gara per Di Vita, che rileva De Lima. Ancora un'occasione per l'Atletico Catania Via Grande, palla per Anastasio che ci prova dalla distanza, trovando questa volta la pronta respinta da parte di Sendin. Nel finale mister Galfano prova a spezzare un po' il ritmo con l'ingresso in campo di Vieira per Fricano e quello di Armenio per Triolo. Non accade più nulla a Russo di Via Grande, l'Atletico Catania Via Grande si impone per 2-0 sulla Nebros. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Partiamo dunque con la lettura delle formazioni. Padroni di casa dal primo minuto con Paterniti, Pino, Garofalo, Foti, Neto e Gailani, De Gaetano, Granata, Di Stefano, Muschio e Goropsov. Risponde la Messana, Ferrara, Bonasera, Fragapane, Della Guardia, Mamelli, Rizzo, Biondo, Gazzè, Cannavò, Genovese e Gueye. L'apertura da Genovese, il controllo sulla posizione di Fragapane, il cross sul secondo palo, Gueye colpisce Paterniti, risponde alla grande, ancora Gueye col pallone tra i piedi, adesso deve provare a metterla all'indietro, lo fa bene per la conclusione centrale ma potente di Gazzè. Ora Goropsov, c'è De Gaetano, un po' di spazio per lui, ce l'ha sul destro, il piede preferito, poi parte la conclusione, il sinistro a giro firmato dal calciatore con la maglia numero 8, credo si tratti di Carmelo Granata. Attacca adesso la Polisportiva Gioiosa con Goropsov, Di Stefano pensa al sinistro centrale, Biondo, attenzione perché lì non c'è nessuno, riconquista il pallone della Polisportiva Gioiosa con De Gaetano che avanza verso l'area di rigore, si appoggia a Di Stefano, cerca lo scarico ancora De Gaetano, si gira, il destro non trova però il tiro giusto, o meglio trova la deviazione che mette in calcio d'angolo la sfera, quindi corner per la Polisportiva Gioiosa. Sfera torna dietro da Granata, conclusione deviata, un flipper vicino all'area di rigore della Messana. De Gaetano prova a passare, Mameli, la lotta, Muschio riesce ad andare fino alla conclusione dove c'è però l'uscita da parte di Ferrara. La Messana la fa diventare offensiva questa chance con Fragapane che crossa, con Paterniti che respinge. Goropsov al limite dell'area di rigore, il pallone rimane lì, Biondo, Genovese
acrobazia improvvisa per Anthony Genovese al limite dell'area di rigore, trovato l'impatto con la sfera in mezza sforbiciata. La proposta di El Gailani, sovrapposizione precisa, il traversone in mezzo di Stefano, non ci arriva però Muschio in area di rigore, prova a scartare Fragapane, conclusione potente di Cenno Ferrara, il colpo di testa e poi l'acrobazia tentata in area di rigore da De Gaetano che non trova lo specchio della porta. Ecco Goropsov che va sul secondo palo dove c'è la deviazione, credo di Di Stefano, doppia deviazione perché c'era Andeo Di Stefano su questo pallone, ma alla fine l'ha toccato anche un difensore della Messana. Parte adesso El Gailani, pallone che supera la barriera e finisce in rete. Chapeau per questo tentativo da fermo firmato El Gailani, che porta in vantaggio la Polisportiva Gioiosa quando siamo vicini al quarto d'ora della ripresa. È 1-0 al Comunale di Gioiosa Marea con la firma di El Gailani direttamente sul calcio di punizione. El Gailani 1-0 Polisportiva Gioiosa. Rizzo a destra, c'è libero Biondo, può andare al traversone Biondo sul secondo palo, il colpo di testa di Cannavò in area di rigore, la girata di Gazzè. Che grande occasione sprecata dalla Messana con Gazzè che era tutto solo in area, aveva ricevuto la sponda di Cannavò. Fragapane verso Genovese sulla rimessa laterale, la proposta di Gazzè ancora a sinistra, forse un braccio largo di Gazzè, il cross sul versante opposto, arriva Bonasera, la può rimettere in mezzo Bonasera, eccolo il cross e arriva il colpo di testa del pareggio dell'1-1, ha pareggiato la Messana al 29esimo del secondo tempo e la firma è di Antonio Cannavò che col colpo di testa trova l'1-1 e rimette in equilibrio il risultato. Al gol su punizione di El Gailani risponde il colpo di testa di Cannavò. È tutto, allora un cordiale saluto, come sempre alla prossima. Sfida chiave in ottica playoff al Comunale di Via Cucchi tra il Mazzarrone, attualmente quinta forza del girone B nel massimo campionato regionale, e il Niscemi. I padroni di casa arrivano alla gara dopo la sconfitta rimediata sul campo del Melilli, mentre gli ospiti sono reduci dal successo interno contro il Palazzolo che li ha rilanciati in classifica. Il Niscemi infatti è salito a quota 39 punti portandosi a sole 2 lunghezze alla zona playoff. Entrambe le squadre entrano con una maglietta piuttosto eloquente, uniti per Niscemi, tutti insieme per cercare di risollevare il paese in seguito alla frana del mese scorso. Grazie alle immagini che ci giungono da Alfio Di Stefano passiamo ora a raccontarvi il film di questa sfida che inizia in salita per gli ospiti direttamente dal calcio d'inizio, sventagliata parabolica di Puglisi per l'inserimento di Bamba atterrato in area, calcio di rigore lampo per il Mazzarrone che ha l'occasione di sbloccarla dopo appena 60 secondi. Dagli 11 metri glaciale Torres porta in vantaggio i locali 1-0. All'11esimo ancora sul lancio dalle retrovie si lascia trovare impreparata la difesa di mister Comandatore. Bamba, partito al di là dell'ultimo difensore, spacca la traversa ma gioco fermo per segnalazione di offside. Niscemi che sembra aver subito il contraccolpo in avvio proprio dalla ripresa del gioco, sfera regalata agli avversari, Torres vicino al raddoppio con una rasoiata dal limite, rammendo decisivo di Dibba. Al 14esimo da una rimessa laterale da sinistra arriva la scintilla che accende il Niscemi, azione stellare tutta di prima intenzione conclusa da un destro poderoso di Boyang e con la complicità di Torrisi sigla il gol del pareggio. Il numero 11 apre e chiude l'azione per il pareggio degli uomini di mister Comandatore. Al 18esimo direttamente al rinvio profondissimo di Dibba, Arken difende la sfera al diretto marcatore, Puglisi va giù accentuando la caduta, non c'è nulla per il direttore di gara che lascia proseguire tra le proteste degli ospiti. Gara senza soluzioni di continuità al Pietro Anastasi di Mazzarrone, alla mezz'ora è un mancino alla distanza di Prestia a scaldare i guantoni di Torrisi. Ospiti che si affida in avanti al proprio centro Boarken che addomestica un pallone complicato facilitando la corsa di Diawu che prende il fondo, attento Puglisi a levare le castagne al fuoco.
37esimo, occasionissima per i locali di riportarsi in vantaggio sul corner di Puglisi, sbuca sul secondo palo Papaserio che di testa manda clamorosamente sul fondo. Al 42esimo, destro insidiosissimo da piazzato di Diavù che salta i riflessi di Torrisi. Dal corner che ne segue mancino ribattuto di Prestia che rinviene sulla sfera mettendo in area un altro spiovente sul quale non è perfetto il numero 1 locale Boyang. Ne approfitta firmando la doppietta personale ed il sorpasso del Niscemi. Locali che rispondono con il destro sempre insidioso di Puglisi che scaglia un ordigno dalla distanza disinnescato da Dibba. Quando la gara sembra mettersi in discesa, pressione alta di Mauro che già ammonito entra con troppo vigore rimediando il secondo cartellino ed il conseguente rosso. Ospiti che ora di fatto dovranno difendere il vantaggio per un'intera frazione di gioco in inferiorità numerica. 3 minuti dal rientro in campo delle formazioni nella ripresa ed Arken sul rinvio di Dibba sfiora l'Eurogol di giornata con un lob dei 35 metri che trova ben piazzato Torrisi. Dall'altro lato prova a fare lo stesso Torres tra le fila del Mazzarrone con un destro che fischia vicino all'incrocio dei pali. Si gioca sotto una pioggia battente e per lo più sulle seconde palle al Pietro Anastasi. Passegue vince un duello al limite d'area testando ancora i pronti riflessi di un super Dibba. Primo cambio per mister Comandatore che richiama in panchina Prestia in favore di Mattia Trovato. Gara che si infiamma nel finale, scarico e rimorchio di Passegue per Modica che chiude il triangolo con Di Stefano, clamoroso errore di Dibba che spalanca la strada per il pareggio locale. Fase di blackout del Niscemi che favorisce il controsorpasso del Mazzarrone, ancora Di Stefano servito in profondità a sfruttare un'altra topica di Dibba che macchia così una prova quasi perfetta. E invece il numero 19 si iscrive all'esclusivissimo club e le doppiette con questo destro sul primo palo. Ospiti che non si perdono d'animo provandoci con il mancino telecomandato di Trovato per la testa di Martinez. Nel finale dentro anche Ardes per Messina, gialloverdi che cercano il pari più con i nervi che con le idee ci provano nel finale con questo destro alto di Diavù. Finale sotto la bufera al Pietro Anastasi, inutili i tentativi degli uomini di mister Comandatore, i 3 punti vanno al Mazzarrone che trova una vittoria di capitale importanza in ottica playoff. Sconfitta con l'amaro in bocca invece per i ragazzi di mister Comandatore che salutano probabilmente definitivamente le velleità di post season, ma resta comunque una grande stagione per la matricola giallo-verde. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Quindicesima stagione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi aspetto ogni settimana alle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold. Appuntamento da non perdere.